Però arrivano, da me no, io sono a casa talmente disordinata che se un ladro entra, apre, guarda, dice no, qui siamo già passati, niente, qui siamo già passati. Però sono venuti da mia suocera, da mio cognato, da mia nipote, perché loro, i miei parenti, a loro gli piace abitare in delle case isolate in campagna. Il problema è che anche ai ladri gli piace abitare e lavorare in delle case isolate in campagna. Quando si hanno gli stessi gusti è un problema, capisci? Invece a me mi piace abitare in un condominio, mi piace avere di là dal pianerottolo qualcuno da cui puoi andare a chiedere se hai bisogno di un po' di zucchero, se hai bisogno di un uovo, se hai bisogno di farina, se hai bisogno di una bottarina, ma questo è un altro discorso, hai capito? Questo è un altro discorso, cosa vuoi? Allora, ragioniamo, ci sono dei ladri in sala? Non amministratori di condominio, juventini, proprio qualcuno che lo fa, che ce l'ha scritto sulla carta di identità. Ce n'è qualcuno? Nessuno? Una volta il ladro era anche una professione, ce ne sono alcuni, senza stare a ricordare, non so, senza andare da Robin Hood, ma te se pensi anche a Diabolic, Arsenio Lupin, Formigoni, cioè era gente che aveva una classe, capito? Rubava in maniera chirurgica, te se ti entravano in casa, rubavano, te non te ne accorgevi neanche, capito? Erano eleganti, era una professione. Adesso vengono in casa, fanno un disordine, una roba, sembra che tuo figlio abbia fatto un pigiama party, c'è un casino, ma c'è anche una mancanza di rispetto in questa cosa qui. Ma io dico, ma perché devi fare? Non puoi prendere la roba e andartene, perché stai cercando di fare? Dice, ma il ladro ha fretta. Ma anch'io la mattina quando cerco le chiavi per uscire ho fretta, ma non faccio. Anche mio marito la mattina quando cerco le cose ha fretta, anche se delle volte quando le cose le cerca mio marito sembra che siano passati ladri. Una volta che c'era il Bologna che giocava, mio marito tifa per Bologna, non riusciva a trovare il telecomando del videoregistratore, cioè, sono tornata, ho aperto la porta di casa, ho chiamato il 113. Ma ho detto, signora, cosa le hanno rubato? Gli anni migliori della mia giovinezza. Veramente. Allora, prima di tutto, voi ladri non li dovete mettere in tentazione, non li dovete provocare. Tipo, voi l'avete scritto sui social che venivate qui oggi? Avete messo parteciperò, verrò, avete comprato i biglietti online? Siete fottuti, siete fottuti. La gente mi dice, perché non pubblicizzi i tuoi spettacoli sui social? Perché mi vengono i ladri in casa. Lo pubblicizzo dopo che l'ho fatto. Verrà meno gente a teatro, farò una patta, cosa ci devo fare? Perché pensate che i ladri vanno tutti quanti a rubare nelle ville dei calciatori? Cazzo, gli dai il calendario a inizio stagione? Cioè, più facile di così, capito? Dai. Non li dovete provocare. Se comprate il televisore 750 pollici, 2 gomiti e 4 tibie, la scatola non la mettete davanti alla porta di casa, la prendete e la mettete davanti alla casa del vicino. Ci vuole tanto, dai. Che i vicini una volta solidarizzavano, una volta i vicini si controllavano, si aiutavano, si sorvegliavano. Poi abbiamo passato tutto un periodo che non sapevamo neanche chi era il nostro vicino. Adesso, non so se capita anche da voi, da noi, si stanno creando le chat di quartiere, le chat di rione, le chat di vicinato, in cui se c'è qualcosa di sospetto ci segnalano. Vi capita? Si fanno anche qui, da noi si fa. Ci scrivi in questa chat, poi ti segnali. Quella dove si è scritto mio marito si chiama Tam Tam. Da quando si è iscritto alla chat, dove vedi, la notte va in giro per casa, sembra Batman, è sempre in piedi che gira. Io all'inizio speravo fosse la prostata, invece no, è proprio lui che gira, va alla finestra, guarda la vicina, c'è uno davanti a casa della vicina, guarda, sta entrando, fatti i cazzi tuoi che è l'amante, fatti i cazzi tuoi. Gli arrivano i messaggi in piena notte, è stata rubata una mountain bike cambio Shimano, lui subito, a quanto la rivendono, che è... sta sul pezzo, capito? E dice, se vengono da me, se mi ritrovo in casa 2 bottarine non glieli toglie nessuno. Se vuoi dar 2 colpi, ma vieni a letto, vieni, che ce n'è bisogno, vieni qua. Vediamo i metodi. Allora, i ladri quando vengono in casa, come prima cosa loro cercano i soldi, i contanti. Allora io gli dico, se ci fosse veramente qualche ladro qui in casa, se venite a rubare a casa mia e cercate dei soldi, svegliatemi, li cerchiamo assieme, se li troviamo facciamo a metà.